Ho la convinzione di non aver poi dato così tanto in questi anni trevigiani. Ha esordito così nel suo saluto alla diocesi Monsignor Agostino Verdini. Il vescovo uscente di Treviso ha presieduto ieri sera, in Tempio di San Nicolò Gremito di Fedeli, in voto di autorità civili ed istituzionali, la celebrazione della Santa Messa di congedo dalla guida della Chiesa trevigiana. Un'omelia franca per fotografare questi 10 anni del suo insediamento, il 7 febbraio del 2010, ripercorsi in oltre 20 pagine dalla vita del popolo. Sfogliando le varie pagine del numero in uscita oggi del nostro settimanale diocesano, a cui accennava Don Adriano, mi è parso che molti interventi troppo generosi nei miei confronti descrivano più quanto avrei dovuto fare di quanto ho realmente fatto. Un'analisi franca di questo ampio capitolo del suo percorso sacerdotale, fatta con umiltà e paragonato ad un foglio scritto e riscritto a macchina. Certo, constatando errori e insufficienze, non ho chiesto di rifare il mio decennio a Treviso, non ho infilato un altro foglio, non preoccupatevi, ma ho usato per me, con rassegnazione, sia pure in un altro senso, le celebri parole di Pilato, od scripsi, quel che ho scritto. Tanti riferimenti alla fede in un percorso decennale certamente non facile, fino ad arrivare ai ringraziamenti alla sua comunità. Mi riferisco evidentemente ai preti e ai diaconi di questa diocesi. Da molti di loro ho imparato. Grazie, carissimi fratelli ministri ordinati, appartenenti a varie generazioni, vi porto nel cuore. Infine un pensiero per il suo successore. Invio anche un saluto cordialissimo e un augurio affettuoso a Monsignor Michele Tommasi, che tra 16 giorni prenderà il mio posto, e anche lui è un altro dono.